Ascoltami signora, dimmi una cosa. E cosa mi racconti di questo comune? Perché io sono una ragazza che fa tutto il Veneto a piedi. Scarponcini da trekking, bastone e zaino in spalla. Nemmeno la neve può fermare il suo cammino. Lei è Jesus Gomes, di origine brasiliana, imprenditrice di Manerba sul Garda. Lo scorso 29 dicembre ha deciso di percorrere a piedi tutto il Veneto. Perché ha voluto iniziare questo viaggio? Perché io sono innamorata del Veneto e dei Veneti, poi sono un'appassionata di cammini, ho voluto mettere insieme la mia passione insieme a qualcosa che poi poteva essere utile anche a livello regionale per questa regione che tanto mi ha dato. Dalla sua idea è nato il progetto Su due piedi Te spiego mie il Veneto. Dal Polesine alla Lessinia, da Verona a Venezia. Jesus ha dormito a San Stino di Livenza, nei prossimi giorni sarà in provincia di Treviso. Fino adesso sono superati i 300 comuni e devo raggiungere i 574 comuni del Veneto. La sua disinvolta simpatia la aiuta a conoscere gente di ogni età. Con grande piacere vi offro uno spritz della casa. Madonna, devo bere lo spritz, Nico! Nico è scroccato anche lo spritz, vieni! Jesus, con il cellulare scatta foto di ogni luogo che visita, ha scelto di attraversare il territorio comunicandolo online, consentendo ai suoi seguaci di seguirla in diretta dai propri dispositivi connessi in rete. E io racconto nei social post proprio per questo, mi capita spesso le persone che mi mandano le loro foto dicendo guarda che sono appena stato dove è stato te, e per me questo è già valsa la pena. Qualcuno dei suoi 5.000 followers ha scelto anche di accompagnarla per un tratto a piedi lungo il suo percorso di scoperta. Un'esperienza che le sta consentendo di incontrare sindaci e cittadini entusiasti della sua presenza che si sono presentati in veste di guide appassionate del territorio. Incontri carichi di emozioni che le stanno regalando molto anche sul piano umano. E mi sono accorta pure io in prima persona che il Veneto ha tanto da dire, ma tanto da dire in tutti i sensi, come persone, storie, luoghi, arte, cultura.